Stiamo per iniziare la celebrazione, un momento importante per la città di Venezia, per la storia di Venezia, da quel lontano 828, quando le spoglie dell'Evangelista Marco, che la tradizione ricollega a quel bambino che scappa di notte dall'Orto degli Ulivi, vengono portate in città. La cappella palatinata, che sarà sostituita dalla basilica, era dedicata a San Teodoro. Da quel momento Marco divenne il grande protettore dei veneti, delle genti venete di Venezia. Oggi vogliamo che sia il protettore non solo della nostra città, ma di tutte le persone che in qualche modo stanno vivendo questo momento di grande difficoltà. La pandemia che non guarda in faccia nessuno, però noi vogliamo con questa celebrazione ricordare tutte le persone che in qualche modo si espongono per gli altri, vogliamo ricordare i deceduti, vogliamo ricordare i loro familiari. La Basilica è un inno alla fede, è una catechesi biblica, è una catechesi che ha al centro il mistero di Cristo Salvatore universale di tutti gli uomini. San Marco intercede col suo Vangelo, col suo annuncio della buona novella, perché la serenità, la salute e soprattutto la fede della gente possa essere fortificata in questo momento difficile per tutti.